Parlare del clima è un argomento di estrema attualità per i fatti meteorologici che succedono, che stanno succedendo, per le conseguenze sia di quello che noi oggi viviamo, ma anche quello che sarà il futuro, nel senso che, ad esempio, mancando completamente il manto nevoso nelle montagne, là dove la neve serve da volano per ricaricare le falde e i fiumi, quest'anno la scarsità è grandissima, e quindi la preoccupazione è anche quello cosa succederà l'estate prossima, perché mancando la neve mancherà l'acqua nei fiumi e quindi l'irrigazione, i campi, l'agricoltura ne soffrirà. E del resto il periodo climatico è in evoluzione e i ghiacciai sono nelle fasce, diciamo, più alte del territorio una testimonianza di questa modifica che il clima sta subendo, ma che comunque sono milioni di anni che il clima non è mai rimasto uguale. Certo, oggi con la urbanizzazione, con le nostre esigenze, con la sete di acqua che abbiamo, è un problema che secondo me deve essere seguito attentamente come evoluzione del territorio. Fare il punto dello stato di salute dei ghiacciai è assolutamente importante per capire cosa sta avvenendo negli anni sulle nostre montagne, per capire anche i problemi che affronteremo la prossima estate dal punto di vista delle precipitazioni che sono mancate, specialmente in autunno. Quindi un ringraziamento veramente al dottor Secchieri per il suo bagaglio storico e anche un archivio proprio di conoscenza personale che mette a disposizione delle istituzioni e che è utile, ripeto, per capire lo stato di salute delle nostre montagne, delle nostre falde e soprattutto dell'acqua che dovremmo in qualche maniera tenerne conto nei prossimi mesi.